Amici telespettatori, buongiorno, ben trovati in questo pomeriggio di sole. Comincia così, col sole appunto, la nuova stagione di Per Sport e la cominciamo in Piazza del Popolo qui a Vittorio Veneto, dove c'è la festa dello sport organizzata dalla Proloco su idea del comune di Vittorio Veneto. Una serie di società sportive si esibiscono e promuovono la loro attività a tutti i vittoriesi e non che verranno a trovarci. Quindi ci sarà già una carrellata di sport che è un'anteprima, diciamo, per tutta la stagione che stiamo per vivere, la nuova terza stagione di Per Sport, e appunto adesso vedremo tanto sport, sentiremo qualche voce e a tutti buon divertimento. Allora abbiamo già trovato l'assessore allo sport Gianluca Posocco, da assessore, vice sindaco e sportivo, quindi è la persona ideale. Allora il sole ci bacia, diciamo che già l'atmosfera è quella giusta per una festa, una vera festa dello sport, assessore. Sì, buongiorno a tutti, è una vera festa dello sport, adesso già tutte le società si stanno attrezzando, è un piacere vederle all'opera, vedere questa vitalità, tutte queste associazioni, questa grande varietà di associazioni per promuoversi qua a Vittorio Veneto. Allora abbiamo fatto il conto prima con l'assessore, sono oltre 30 le associazioni sportive presenti qui oggi, che non vuol dire che siano solo queste, ce ne sono ancora a Vittorio Veneto, però dà l'idea di grande movimento sportivo che è quello vittoriese, appunto la presenza in pochi metri quadrati di ben 37 società. Società, assessore, che come si diceva prima stanno dimostrando anche grande serietà e maturità persino nella disposizione delle transenne, cioè qui tutto è perfettamente in regola, compresa la nostra distanza durante questa intervista. Sì, li ringrazio perché stanno dimostrando una sensibilità, una preparazione e grazie perché veramente grazie a loro riusciamo a fare questa manifestazione in questi giorni che sono ancora giorni difficili per via dell'epidemia del Covid, e ringrazio anche la Proloco perché ha organizzato lei questa manifestazione. Proloco, che poi sentiremo, che sicuramente ha il merito di aver organizzato, ma non neghiamo che il comune sia stato quello che ha promosso questa iniziativa che torna in città. Assessore, a questa stagione, cioè i primi di settembre, sono anche i tempi della organizzazione dell'attività per la stagione, che per un comune, per un assessorato allo sport, significa palestre, impianti eccetera. Quest'anno avete anche il problema in più del distanziamento, sanificazione. Come sta andando negli uffici? Sì, quest'anno è logicamente più dura del solito perché nelle palestre c'è il problema del distanziamento, della sanificazione, quindi ogni società deve rinunciare a qualcosa per poter fare la propria attività. Quindi in particolare quest'anno deve passare circa un'ora da una società all'altra nelle palestre per rendere possibile la sanificazione. Tutte però le società stanno dimostrando molta buona volontà, si sono parlate, si stanno organizzando. Certo non mancano i problemi, però siamo qui per risolverli. Altra cosa, si è letto, si è parlato, si è scritto in questi mesi di possibili sviluppi, diciamo, dell'aspetto delle strutture sportive vittoriesi. Facciamo una breve carrellata, premesso che si parla di ipotesi e non di soluzioni ancora definitive, se no sarebbero state annunciate. Allora, cominciamo dall'impianto del Victoria Campus, adesso che c'è una nuova proprietà, lì dal punto di vista sportivo era utilizzato, sarà ancora possibile? Victoria Campus, diciamo, la struttura adesso è diventata una struttura privata. All'interno di quella struttura si allenavano la società Solaria delle pattinatrici, che adesso non ha più un posto dove allenarsi. Come amministrazione stiamo cercando una soluzione. Vorremmo in quell'area, siccome l'area esterna a Victoria Campus è di proprietà del comune, riuscire a creare una struttura per permettere a questa società di continuare a praticare lo sport, il pattinaggio, e magari riuscire in questa struttura a dare anche sfogo ad altre attività sportive. Quindi in quella zona stiamo prevedendo questo, più la creazione di 2 campi da beach volley, e in più ci sarà una struttura che verrà fatta per la ginnastica a corpo libero, che verrà messa, diciamo, accanto alla pista ciclabile.
dalle piscine, per capirci, scendendo verso sud. Dopo le piscine a sinistra ci saranno i campi a beach volley e a destra ci sarà questa struttura per la ginnastica a corpo libero. Bene, quindi diciamo che la cittadella dello sport sta sempre più evolvendosi. Del campi a beach volley ci aveva anticipato e sono contento che ci sia la conferma il presidente della Pallavolo Vittorio Veneto. Andando un po' più a sud si è sentito parlare dell'ipotesi di tornare, dico io, nel prato della caserma Gotti, dove diversi anni fa ormai si allenava solo il Calcio Vittorio. È vera questa cosa? Sì, in attesa di arrivare a San Giacomo con la cittadella dello sport, quindi trovare i finanziamenti per poter realizzare questo piccolo grande sogno, abbiamo pensato di risolvere un altro problema cronico, che è quello di dare un campo ai ragazzi del rugby. Quindi se la società è d'accordo e trova il posto adatto per praticare la propria attività, noi pensiamo che il rugby possa essere collocato temporaneamente all'interno della Gotti, in attesa poi di andare a San Giacomo con altre società sportive. Quindi di San Giacomo abbiamo accennato. Assessore, mi pare che di carne al fuoco non ve ne manchi. Però voglio dire, visto il panorama di oggi, la disponibilità e anche la grande presenza di società sportive, posso dire che tra tutti i referati possibili sarà anche complicato, ma quello allo sport è uno dei più divertenti. Sì, divertenti, poi le società sono magnifiche, ti incoraggiano, vai avanti, quindi sì, si fa fatica ma ti dà molte soddisfazioni. Poi lo sport unisce tutti, unisce la città, unisce la maggioranza e la minoranza, perché c'è una visione anche con loro comune, insomma, dei progetti che vanno a fare. Ognuno con le proprie, sfaccettature, ma siamo tutti in linea, perché Vittorio è la città del benessere, la città dello sport, la città della salute. Ultima cosa, assessore, e parlo allo sportivo, riesce ancora da assessore a fare allenamento, andare a correre? Ricordiamo che l'assessore è un esponente della scuola di maratona come atleta. Bisogna, perché altrimenti qua vanno sui chili, quindi bisogna cercare sempre di darsi da fare e correre per stare bene. Bene, comunque se riesce a tenere la giacca con questo caldo qua vuol dire che la condizione fisica c'è. Grazie assessore, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Allora abbiamo fermato letteralmente Antonino Sonego, presidente della Proloco, che sta girando ovviamente per gestire un po' tutti gli eventi che si stanno cominciando a muovere in questa piazza infuocata in tutti i sensi, di gente e di calore. Allora presidente, intanto complimenti per questo bell'evento, non ci eravamo ancora visti dopo la sua elezione avvenuta pochi mesi fa, sono stati mesi molto intensi e ci mancava anche questa, no presidente? No, certo, ma ci fa piacere, è una bellissima giornata, è un piacere per gli occhi e anche per il cuore, per lo spirito, vedere la piazza del popolo, la piazza principale di Vittorio Veneto, animata così da tanti giovani che responsabilmente presentano la propria passione per lo sport che praticano, e che è giusto che ci sia questa promozione dello sport, dei vari sport a Vittorio Veneto. Sono oltre 35 le società che hanno aderito all'invito che ha fatto l'assessore allo sport di Vittorio Veneto per questa manifestazione, che tende a promuovere e a presentare le società vittoriesi che operano nello sport e che praticano lo sport sia a livello materiale che professionale. Allora, se c'è qualcosa da promuovere di vittoriese, evidentemente la Proloco c'è per forza, perché diciamo è il suo scopo. Posso dire che diverse tra le iniziative che organizza la Proloco hanno a che fare bene o male con l'aspetto fisico, nel senso, mi viene in mente Rivie Divine, il Palio delle Botti, questa festa dello sport, cioè lo sport è un punto fermo anche della Proloco. Certo, lo scopo è quello di promuovere e far conoscere la città per quelli che non la conoscono, che vengono da fuori, che quindi si trovano magari in vacanza a Vittorio Veneto, di fare conoscere la città sotto i vari aspetti.
Rive Divine per quanto riguarda le cantine, i prodotti tipici locali, la festa dello sport che abbiamo organizzato anche non molto tempo fa, promossa dall'amministrazione comunale in piazza Giovanni Paolo I. Erano 3 giornate, 3 serate musicali, 2 sono andate magnificamente, proprio serate magiche possiamo dire, la terza abbiamo dovuto annullarla per motivi di maltempo, perché già dalla mattina ci davano maltempo verso le 20-21, quindi non abbiamo voluto rischiare, soprattutto per i cittadini, per quelli che venivano ad assistere a questa serata musicale, e quindi abbiamo annullato e siamo stati contenti perché effettivamente verso le 21 la pioggia c'è stata e anche molto vento. Comunque, per essere in periodo di Covid o post-Covid, voglio dire, siete riusciti a fare diverse iniziative quest'anno, quindi tanto di complimento. Vi abbiamo visti, il presidente, il past president, Uliana, con il termometro, state misurando la temperatura a chi entra, dopodiché ho anche una curiosità, perché con questo sole magari uno la temperatura ce l'ha un po' più alta, però insomma è tutto assolutamente al sicuro. L'assessore dello sport prima ci ha detto che ci ha fatto notare giustamente che anche le società sono molto responsabili, perché si sono attrezzate al distanziamento, tutto quanto, quindi diciamo che lo sport sta dando una lezione, oltre che di passione, anche proprio di senso civico, no? Senz'altro. Volevo dire che c'è un'ottima collaborazione fra amministrazione comunale e Proloco. Quasi tutte le attività che il comune promuove vengono organizzate dalla Proloco, proprio perché c'è questa sinergia fra noi due. Questa festa dello sport effettivamente è una festa che dopo anni viene ripresa, è meravigliosa perché è un'occasione per sottolineare che praticare uno sport, sia a livello, come dicevo, dilettantistico, sia a livello professionale, oltre a una sana attività fisica, è svago e divertimento, e a mio avviso permette di educare e formare i giovani attraverso valori e principi, che è la base di questa forma di divertimento. Viva lo sport, e speriamo che sia i giovani e sia i cittadini vittoriesi siano soddisfatti di questa iniziativa che secondo me merita di essere riproposta anno dopo anno. Allora con questa promessa, questo invito che sicuramente i vittoriesi accoglieranno, di rivedere ancora questo appuntamento, non so se sarà così facile ripetere una giornata con questo sole in settembre. Comunque in bocca al lupo, grazie e buon lavoro per oggi. Grazie a lei e grazie a tutti voi. Allora, passeggiando qui tra i vari stand e i vari sport, si udiva una voce da un microfono che per un attimo sembrava di essere tornati indietro al 2018, quando ci fu il grande raduno triveneto degli alpini, perché una delle voci sugli altoparlanti è Roldano De Biasi, qui di fianco a me, che però oggi qui non ha il cappello alpino, ma è qui come consigliere e istruttore del tiro a segno Vittorio Veneto, una società che risentiremo anche nei nostri studi, ovviamente con più calma, però oggi è una di quelle più seguite, perché sta facendo fare proprio dei test anche ai visitatori. Insomma, Roldano, in 2 parole spiegaci cosa sta succedendo. Bene, il tiro a segno, la società più vecchia di Vittorio Veneto, la società sportiva più vecchia di Vittorio Veneto, perché vogliamo ribadirlo sempre. Diciamo più storica, che più vecchia è stata Vecchio. Certo, storica, perché abbiamo avuto l'origine nel 1878 e vogliamo essere presenti nella realtà dello sport vittoriese con la nostra attività sportiva. Nello specifico abbiamo avuto la possibilità di utilizzare degli strumenti di tiro particolari che ci consentono di venire in piazza senza creare nessuna turbativa, perché non lanciano i pallini.
pallini. Si tratta di carabine che lanciano un raggio laser che deve colpire un bersaglio che quando colpito reattivo si accende, sì che il tiratore si accorge di quello che sta succedendo e quindi esulta se lo colpisce oppure si amareggia perché non lo colpisce. Quindi abbiamo proposto queste 3 linee di tiro in occasione della festa dello sport, che non volevamo mancare come società sportiva, per promulgare l'attività sportiva agonistica, che è la cosa a cui noi teniamo particolarmente in questa circostanza. Voi avete tantissimi tesserati, no? Al vostro tirassegno, che ricordiamo è dietro l'ospedale civile. Sì, il poligono è un'area demaniale che è a confine tra Vittorio Veneto e Cappella e a confine tra l'area dell'ospedale. In quella zona noi gestiamo un impianto che ha una società sportiva che ha alcune centinaia di iscritti e noi svolgiamo un'attività istituzionale per quanto riguarda il rilascio di certificati per le persone che devono utilizzare le pistole per la difesa personale o per altri usi, per la caccia. Mentre svolgiamo un'attività sportiva agonistica con un gruppo di atleti di varie età, perché il bello del tiro a segno è che non ha limiti di età, si inizia a 10 anni e si va avanti fino a quando ci si vede, perché se non ci si vede non si può mirare sul bersaglio, ma anche se si è novantenni ci si può comunque benissimo cimentare. E dal punto di vista, diciamo, numerico, quanti sono pressopoco quelli che con una certa frequenza frequentano il poligono? Noi abbiamo un 700 soci iscritti come indice numerico. Di questi 700, 200 soci si avvicendano ogni anno nell'attività sportiva e una cinquantina sono gli agonisti che praticano attività. Poi se visitate lo stand ci sono anche le foto dei campioni italiani. Ecco, infatti dopo ti volevo lasciare andare, perché appunto state anche organizzando una specie di gara, mi pare di aver capito, che poi si svolgerà. Volevo appunto concludere dicendo che non fate solo agonismo così per ridere, ma vincete anche i titoli. Certo, la nostra attività sportiva, come tutte le altre, noi vorremmo andare alle Olimpiadi e il nostro intento era quello, ma... È stato mai qualcuno del tiro a segno? No, di Vittorio Veneto no, abbiamo avuto tiratori di rilievo a livello di convocazioni nazionali sì negli anni passati, ma poi là ci sono tanti altri tiratori e hanno scelto gli altri. Noi abbiamo avuto solo il piacere, l'onore così di avere qualcuno che è riuscito ad arrivare molto in alto. E chissà mai che qualcuno che oggi scopre il tiro a segno non sia quello che mandate alle Olimpiadi. È quello che noi ci aspettiamo da queste manifestazioni e ringraziamo l'amministrazione comunale di averla organizzata. Grazie, in bocca al lupo. A voi. Allora adesso veste la maglia della Vittoria Atletica da tecnico della Vittoria Atletica, ma fino a qualche minuto fa Piero Pinese era in borghese con fogli e appunti e è qui, lì ancora, è qui ai nostri microfoni in quanto possiamo dire primo promotore di una iniziativa come questa diversi anni fa. Sì, diciamo che una giornata dello sport delle associazioni sportive era nata un po' all'interno di Victors. E adesso finalmente dal mio punto di vista il comune o comunque l'assessorato allo sport ha deciso di promuovere in prima persona questo spazio e dunque dando a tutte le associazioni la possibilità di avere un piccolo spazio di fronte alla popolazione. Mi prendo un po' merito. Bravo, non ci vuole troppa umiltà. No, mi prendo un po' merito nel senso che la prima volta era partita un po' da una nostra idea del comitato di Victors e devo ringraziare un po' anche la Proloco, Aldo Buosi, che hanno dato una grandissima mano a far sì che questa manifestazione fosse organizzata, penso e spero nel migliore dei modi. Assolutamente, come minimo il tempo l'avete scelto giusto, ma adesso, a parte le battute, mi sembra che ci sia anche già molta partecipazione dei cittadini, molta curiosità. Penso che la vetrina per le tante società sportive vittoriesi sia necessaria e questa sia una bella vetrina. Sì, diciamo che il tutto è nato perché per far sì che le famiglie possano avere a disposizione tutti gli sport che la città, diciamo, mette a disposizione. Questo è un punto d'incontro dove la mamma può domandare per il pattinaggio, per l'atletica, per il rugby, per il calcio, per tutto quanto.
dove si fa l'attività, quanto costa e dunque anche programmare quella che può essere l'attività di uno dei propri uno o dei più dei propri bambini. Ascolta, possiamo dire che anche chi si occupa di sport e si interessa di sport non sa veramente quante e quali sono le tantissime società sportive vittoriesi. Te penso che, non so, quando hai scorso la lista, se le conoscessi tutte le società. No, anzi, rispetto all'ultima volta ne sono nate anche di nuove e qualcuna specialmente per quello che riguarda le arti marziali le ho conosciute anche quest'anno. Veramente la città, secondo me, dà opportunità a tutti quanti di poter praticare un qualsiasi tipo di sport. Bene, a questo punto già Tonino Sonego prima ha detto che si augura che questo sia un appuntamento che diventa un appuntamento costante. Al promotore non posso che fare la stessa domanda: sarà un appuntamento costante la Festa dello Sport? Allora, diciamo che proprio durante le riunioni che ci sono state al Palazzetto dello Sport per questa manifestazione ho chiesto proprio alle associazioni di tenere duro, perché organizzarle in questo periodo di Covid non è particolarmente semplice, però ho detto, dato che l'amministrazione comunale si è posta l'onere di organizzarla da qua e in teoria ogni anno più o meno in questo periodo, ho detto era da prendere assolutamente al volo questa occasione per far sì che questa diventi una manifestazione fissa in questo periodo dell'anno. Come dire, se si riesce a fare quest'anno col Covid sarà sempre in discesa. Sì, anche perché ci sarà la possibilità di prendere più spazio e dunque anche in varie parti di Vittorio Veneto sarebbe bellissimo organizzare nei vari quartieri un qualcosa che riguardi lo sport. Bene, ci stiamo allargando. Bravo Piero, grazie, in bocca al lupo per oggi. Grazie a voi. Salve, grazie a tutti quanti e vi aspettiamo qua. Allora abbiamo rubato, tra virgolette, ai ragazzini della Vittoria Atletica Leonardo dei Tos, che gli sportivi vittoriesi conoscono, ma per chi non lo conoscesse degli spettatori della Tenda TV, è un azzurro della marcia atletica, vittoriese doc. Allora Leo, non ti faccio domande di sport, ti chiedo solo cosa si prova ad essere qui in mezzo a questi bambini, tu che sei stato come loro e ti sei divertito da piccolo a fare atletica. Beh, sicuramente è fondamentale nell'ambito dell'attività dell'atletica, che comunque comprende molte discipline e si riesce sempre a trovare per ogni specialità comunque la propria giusta specialità, e per me è stato fondamentale perché ho avuto dei ragazzi più grandi che come me sono andati ad insegnare, oltre chiaramente ad Angelo Ruggio, che è allenatore storico nella marcia all'atletica della Libertas Tonon, e secondo me è fondamentale appunto che ci sia qualcuno che dimostri per poi eventualmente appassionarsi e prendere dell'esempio. Ascolta Leo, ma cosa ti chiedono i ragazzini quando sanno chi sei? Cosa ti chiedono? La fortuna è che non riescono a capire la dimensione dell'atletica ed è giusto così, nel senso che è bello proprio perché loro ti rispettano anche al di là di quello che è eventualmente il tuo status nello sport. Certo, quindi diciamo che l'atletica in questo è avanti rispetto ad altri sport più blasonati, nel senso che voi siete grandi atleti ma siete dei ragazzi normali, fosse un altro sport senza citare il calcio, magari essendo atleti mediocri sareste osannati. Sì, diciamo che ogni aspetto dello sport, di ogni sport ha un po' la sua particolarità. Chiaramente quelli che sono più seguiti hanno un po' il distacco forse con la realtà che ti ha anche cresciuto, e non credo sia giusto. Per fortuna, diciamo, lo dico veramente, senza finta modestia, rimani a contatto con la realtà che è questa, ed è molto più divertente probabilmente della fama. Grazie Leo, un bocca al lupo. Grazie a voi e buona giornata. Uno degli stand più curiosi è sicuramente quello del gruppo Fionda Vittoriese, i Cecchini del Cansiglio, già Fionda Club Cappella Maggiore, e uno dei simboli da sempre è Claudino Buffo. Allora Claudino, voi avete un'attività ormai dal 2005, no?
Sì, già dal 2005 io ho iniziato come supporter e poi mi sono innamorato è troppo, però ci ho messo anche io, vero, del cuore. I prime gare anche, non dico vergognandomi e pensando che da giovane, sì, uccidevo se posso dire. Si può dire, si può dire. Le lucertoline, qualche bicchiere dell'Enel, così senza fare altri nomi. Ci divertivamo nel borgo tra di noi senza le tecnologie che c'è il giorno d'oggi. Adesso c'è appunto questo gruppo da una quindicina d'anni e questo signore assieme a Carlo Marin e un altro gruppo di Riccardo e Zambon fanno gare e ottengono anche piazzamenti anche a livello internazionale, no? Conoscendo i Keidea Fionda, che sono un bellissimo, avranno 18 tiratori friulani, lo ripeto friulani, che facciamo più di 100 km, andare a fare 5, 6, 7 gare all'anno a San Giovanni nella Tisone, però ringrazio loro perché ho maturato, sono andato a gareggiare ai campionati del mondo, 2 europei e quest'anno a causa Covid purtroppo tutti lo sanno, siamo rimasti in cara, però non ci dimentichiamo, ma era una volta 2 settimane ci troviamo e la nostra amata Fionda continua a essere calda. Fionda calda e diciamo anche dove siete, avete il vostro diciamo poligono, non so se si può chiamare così, a San Giacomo, no? Sì, siamo in un capannone di Giancarlo Marin, un capannone dico tipo un pollaio, ma un capannone di una volta, però è adatto a noi. Fa 8 metri per 12 con i servizi, riscaldamento, non manca il frigo e qualche pezzo di formaggio e là ci divertiamo, tanto per dire 2-3, per il periodo invernale un po' meno, però 3 giorni a settimana nei pomeriggi, martedì, giovedì e sabato pomeriggio, chi vuole dalle 2 alle 5:30 circa può venirci a trovare. Oltre che a osservare possono addirittura sì, gli diamo possibilità di provare, così tanto possono divertirsi pure loro. Per concludere Claudino, mi diceva che i praticanti sono per lo più, non solo qui ma in genere, di una certa età, giovani ne mancano, no? Mi sono permesso di dire, fare un appello ai giovani dai 15, 18, 20 anni che va bene il loro sacrosanto telefonino, però possono venire là che se riescono a capire cosa significa tirare qualcosa, non più a un merlo come una volta o un passero, ma a un semplice bersaglio, sia grandicello o piccolo, la soddisfazione di prenderlo, quanto bello è. Benissimo, allora avete capito ragazzi, se volete provare a San Giacomo c'è anche il poligono dei cecchini del Cansiglio. Grazie Claudino. Siete i benvenuti e vi aspettiamo, è troppo dir numerosi, ma veniteci a trovare. Benissimo, grazie Claudino. Sempre qui alla Festa dello Sport abbiamo incrociato anche lo stand di Omar Garatti, titolare della Round One, una delle ultime forse palestre in ordine di tempo aperte a Vittorio Veneto. Penso di sì, siamo partiti ad ottobre 2019. Okay, siete partiti allora in un momento diciamo sfortunato, nel senso che dopo c'è stato il lockdown e quindi vabbè, comunque raccontiamo in sintesi cosa fate nella vostra palestra. Allora, la nostra palestra è nata come palestra per gli sport da contatto, principalmente pugilato e Brasile Jiu-Jitsu. E poi abbiamo applicato quello che è la preparazione atletica negli sport da combattimento anche per il fitness ad alta intensità, avendo dentro all'interno stili di corpo libero, attrezzatura non convenzionale come le kettlebell, bilancieri olimpici e quant'altro. E poi abbiamo unito tutta la parte del posturale, abbiamo una ragazza che insegna ginnastica posturale e una ragazza che viene dalla danza e fa un corso propedeutico al movimento del corpo umano. Capito. Mi aveva colpito il fatto che tu, mi pare in gioventù, sei ancora giovane, voglio dire, però in precedenza facessi degli incontri di box, quindi diciamo sei di quella provenienza.
Sì, il mio passato è quello da pugile, ho fatto quasi 30 incontri da amatore, quindi da amatore, da dilettante, box olimpica. Mi allenavo a Gagliarine con il maestro Mario Tonus, che è stato campione italiano e dei massimi leggeri e dei medio massimi, e che tra l'altro adesso abbiamo l'onore di venire in palestra 3 volte a settimana, che ci dà una mano. E niente, col pugilato ho avuto molte persone che vengono a praticare, quest'anno ho avuto tanti ragazzi giovani. Ecco, volevo chiederti questo, cioè praticanti ne avete di pugilato? Sì, ne abbiamo tanti. Prima del periodo del Covid eravamo una sessantina di praticanti di box, tra cui 12 agonisti. E quest'anno abbiamo tanti ragazzi, e diciamo che dai 10 ai 14 anni sono circa una ventina quest'estate che sono venuti. E i genitori sono contenti perché i ragazzi vengono in palestra, si concentrano, fanno gruppo e si sfogano un po' e stanno bene. Ascolta, e dopo il lockdown mi dicevi che siete stati, diciamo, come disciplina sportiva liberalizzati, però avete comunque delle attenzioni particolari. Sì, diciamo che dal 25 giugno gli sport da contatto sono stati liberalizzati sia come pugilato sia come i ragazzi del Brasile Jiu-Jitsu, quindi possiamo avere il contatto. In palestra stiamo cercando comunque di tenere un protocollo di lavoro, quindi le copie restano sempre le stesse per tutti gli allenamenti e abbiamo un registro in ingresso con la misurazione della temperatura, disinfettate per le mani e tutti i protocolli che ci sono stati dati dal governo, insomma, ecco. Ho capito, e come praticanti, diciamo, in genere, sono tutti maschi o ci sono anche ragazze? No, abbiamo anche diverse ragazze e infatti da quest'anno adesso vediamo un attimo Covid come va l'inverno, ma volevo cominciare a fare una classe anche di box femminile, appunto perché le richieste sono tante, facciamo un po' di difesa personale, comunque l'allenamento del pugilato è, a livello di fitness è molto impegnativo, quindi anche per le persone che vogliono stare in forma, dimagrire o fare anche questo tipo di percorso qua è molto allenante. E avendo tante ragazze quest'anno si pensava appunto di fare la classe di ragazze femminili. Ascolta, mi ricordo tanti anni fa si facevano degli incontri, non so se hai tirato anche tu magari a Colle Umberto, è ipotizzabile un ritorno di una riunione di pugilato nei prossimi anni qua in zona? Allora, a Colle Umberto tra l'altro ho combattuto anch'io perché c'è stato un interregionale e alla palestra c'è anche la palestra di Roccia. E la box adesso sta cominciando ad avere un po' sempre di più trend positivo perché cominciano ad esserci atleti italiani che combattono all'estero in America e quindi sta avendo anche un po' di ritorno mediatico. E infatti io in palestra comunque per gli iscritti vuol dire che qualcosa di buono sto facendo e il momento sto facendo. E sì, spero di sì, noi avevamo già in programma comunque quando abbiamo aperto la palestra l'idea di portare sul territorio, specialmente a Vittorio Veneto, perché è la mia città, degli eventi di pugilato fatti in un certo modo e quindi sì, spero in futuro di poterlo fare. Volevamo già farlo quest'estate con varie anche dimostrazioni alle varie notti bianche eccetera, eravamo già programmati, però purtroppo il Covid ci ha bloccato tutto quanto, quindi quest'anno niente, vediamo il prossimo anno come va. Poi abbiamo anche i ragazzi del Jiu-Jitsu che sono molto attivi nel territorio e quindi anche con loro si poteva fare, è un bel intreccio di arti da combattimento che possiamo portare, insomma, a far vedere quello che valgono, insomma, cosa fanno. Ascolta Omar, ultima cosa, forse è una domanda difficile, ma vorrei spezzare una lancia a favore delle arti marziali. Qui ci sono diverse società qua che fanno vedere quello che fanno. Episodi di cronaca di questi giorni sembrano quasi aver attaccato le arti marziali come una cosa negativa. Io leggo e vedo che si tratta di attività che insegnano eventualmente l'autodifesa, quindi una cosa che insegna eventualmente a difendersi è uno sport, non è niente di negativo. Sì, guarda, mi sono trovato in mezzo a tante discussioni, appunto essendo allenatore di pugilato, per quanto riguarda appunto la vicenda del povero Willy, e si è perso soltanto il punto il focus del problema. È che non è ovviamente lo sport praticato, ma qualsiasi disciplina avessero fatto, dal nuoto al curling, quelle persone lì, quello era. L'unica colpa, tra virgolette, posso dare è che sicuramente non erano le due persone o il gruppo che hanno commesso quell'atroce atto, non erano i ragazzi che a fine serata davano una mano a maestro a pulire la palestra. Io ho tutti i miei ragazzi, soprattutto i più giovani, che alla fine serata stanno là con me, mi danno mano a mettere a posto la roba, mi rispettano, mi chiamano tutti i giorni, e ci salutiamo inizio allenamento, ci salutiamo a fine allenamento, sanno bene cosa vuol dire disciplina, il rispetto delle regole, il rispetto dell'arbitro, il rispetto della fatica che si va in palestra e il rispetto della fatica che fa il proprio avversario. Quindi almeno per quanto riguarda, io parlo per il pugilato,
e non sarei la persona che sono oggi se non avessi praticato questi sport. E ti formano a livello caratteriale, ti insegnano a stare nel gruppo, ti insegnano a sacrificarti, e quindi era ovvio prendere le distanze da quello che è successo, ma perché in qualsiasi ambito una persona avrebbe preso le distanze da quello che è successo, perché sono soltanto persone che... È una cosa estremamente personale. Benissimo Omar, in bocca al lupo, chissà che adesso, chiusa questa parentesi del Covid, possa finalmente sbocciare la vostra iniziativa e chissà di riportare anche una bella riunione. Grazie mille, speriamo anche noi. Abbiamo fatto davvero una bella scorpacciata di sport oggi pomeriggio qui a Vittorio Veneto alla Festa dello Sport organizzata dalla Pro Loco in collaborazione e su proposta dell'assessorato allo sport del comune di Vittorio Veneto ovviamente. Una vera sfilata delle tante, di una buona parte delle tante associazioni sportive vittoriesi, oltre 35 ci ricordavano sia l'assessore Posocco che il presidente della Proloco Sonego qualche minuto fa, e un po' le abbiamo viste, un po' le abbiamo sentite, di sicuro ne sentiremo molte altre anche durante l'anno, e ci è sembrato il modo giusto per cominciare questa nuova stagione di Per Sport con questa festa, questa grande vetrina dello sport vittoriese, alla quale i cittadini vittoriesi non solo hanno risposto bene, perché come avrete visto dalle nostre immagini c'è davvero tanta gente, e chissà che sia anche un buon viatico per le stagioni agonistiche di tutte queste società che con tanta passione e impegno promuovono lo sport, lo praticano e lo diffondono specialmente attraverso i giovani. Penso che sia tutto per oggi. Non mi resta che ringraziare Davide Parpinello che ci ha seguiti dietro la telecamera e ha sudato con noi, e ovviamente un ringraziamento a tutti quelli che sono intervenuti, a quelli che semplicemente ci hanno salutati e ovviamente a tutti voi amici telespettatori, e alla prossima.